Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, come sempre in diretta su Telecolor. Vediamo i principali fatti che troviamo oggi sui quotidiani. Allora, partiamo subito dal Corriere della Sera. In primo piano ci sono le due guerre, la guerra in Libano, al momento si parla di questo, infatti il titolo di apertura è proprio salta la tregua in Libano, gli attacchi, insomma, Israele che continua ad attaccare, e poi si parla anche della guerra invece in Ucraina, perché ci sono delle novità soprattutto dopo le parole di Zelensky. Intanto salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri. Intanto è stato anche ucciso un casco blu serbo nel sud del paese. E poi Putin pronti a una soluzione, l'altro fronte di guerra. Zelensky gli scrive: vediamoci, io e te finiamo la guerra. Vediamo questa fotonotizia, vediamo la scrittrice e regista iraniana Marjan Satrapi, che è morta a 56 anni, creò Persepolis. Satrapi, l'arte e la libertà. E poi vediamo le altre notizie. Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza. C'è una notizia di cronaca che arriva da Milano: in una scuola militare è stato arrestato un professore per abusi sessuali. E poi vediamo ancora Berlusconi e le stragi, c'è un'altra archiviazione, archiviate le accuse per lui e Dell'Utri, la sesta indagine sfogo di Marina. Si parla anche della piccola Beatrice, uccisa dalla madre e dal compagno dopo le ripetute percosse e torture. Così la sorella provò a salvare Beatrice, la piccola aveva soltanto 2 anni. Secondo gli psicologi la sorellina agì da madre. E poi nel taglio basso vediamo invece un'intervista a Chivu, a Christian Chivu, allenatore dell'Inter, che si racconta: io e il regime sognavo il prosciutto da piccolo, avevo poco, per i miei giocatori farei di tutto. E intanto, a proposito di calcio, tra poco partirà il mondiale è il nostro declino, l'esclusione dell'Italia simbolo di una crisi che va oltre il calcio. Nel taglio centrale c'è questa storia dedicata a questa coppia ultracentenaria, Luigi e Pompilia, sposati dal 1947. Il segreto della longevità è che ci amiamo da, pensate, 82 anni. Vediamo la Repubblica di oggi. Ritorno al nucleare, primo sì della Camera che approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. E poi l'addio a Marjan Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Vediamo la guerra in Ucraina, Zelensky che scrive a Putin: incontriamoci, e Trump che commenta: sarei felice. Intanto nel Libano è stato ucciso un casco blu nel sud del paese, no di Hezbollah alla tregua. Il Manifesto, cogli l'atomo, questo è il titolo. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo 2 referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili, dopo anche il monito da parte dell'Unione Europea all'Italia, dicendo che ha detto: avete fatto poco con le rinnovabili, adesso il nostro paese ci riprova invece con il nucleare. Vediamo l'altra voce, Italia, la svolta nucleare, via libera ai piccoli reattori, fusione dal 2050, il governo esulta, le opposizioni divise. Primo sì della Camera, la delega, Pichetto, norme attuative entro l'anno. E poi
L'altra notizia nel taglio centrale, stragi, scagionato Berlusconi, Firenze, il GIP archivia le accuse all'ex premier e Dell'Utri, mancano elementi sui rapporti con la mafia. La figlia Marina rilancia la proposta sulla responsabilità civile delle toghe, un'indagine che è partita nel 1996, sono passati 30 anni, secondo gli inquirenti l'ipotesi era che appunto la campagna stragista del 1993, quindi con gli attentati a Firenze, a Roma e a Milano, fosse mirata per favorire Forza Italia e poi l'ascesa di Berlusconi, che ricordiamo fu eletto per la prima volta nel 1994. Sempre secondo l'accusa, il ruolo di Dell'Utri sarebbe stato quello di istigare Graviano per organizzare appunto questa campagna stragista, e lo stesso Dell'Utri avrebbe indicato anche i luoghi dove fare gli attentati, quindi un modo per destabilizzare il paese e poi appunto favorire così l'ascesa di Berlusconi in politica. Andiamo a vedere il Messaggero. L'Italia riapre al nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi, energia sostenibile, poi accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare. Allora vediamo questo caso Minetti che troviamo su diverse pagine in apertura. Il Resto del Carlino, Minetti il Colle in campo, mai influenzati sulle grazie. Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta. Archiviata poi l'inchiesta appunto per le stragi su Berlusconi e Dell'Utri, la figlia Marina, disastro, giustizia, questo nel sommario. Ma torniamo al caso Minetti. Mattarella al contrattacco, sia alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della Procura Generale di Milano, che ha smentito il Fatto Quotidiano, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Il Fatto Quotidiano, che viene citato appunto da Domani, è stato il primo a porre dei dubbi sulla legittimità di questa istanza di grazia appunto ricevuta da Nicole Minetti. I requisiti, che poi erano l'adozione di un bimbo straniero, un bambino affetto da una disabilità che necessita di cure continue, quindi della presenza appunto della donna che oggi fa le veci della madre. Questo era stato appunto il motivo per cui era stata chiesta la grazia per lei. Il Fatto ha svolto un'inchiesta e dopo questa risposta da parte del Colle, che poi ha sollevato appunto dei dubbi, delle verifiche anche alla Procura, ecco, il Fatto però continua ad andare avanti e oggi scrive questo titolo: Grazia, Graziella e Mattarella. Il Quirinale prende per buona l'autoconferma del procuratore generale. Andiamo a Il Foglio. Da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Questo in primo piano. E poi vediamo l'Unità. Mattarella, grazie a Minetti. Minetti grazierà Travaglio, appunto il direttore del Fatto Quotidiano. Storia di scoop andati male. E poi invece il titolo principale, l'apertura, è dedicata a questa pesante bocciatura in America di Donald Trump. Dal Congresso arriva l'alta Trump, basta guerra, tycoon furioso con i repubblicani, clamoroso voto alla Camera contro la politica estera di Donald Trump, appunto contro la guerra in Iran. E poi
Andiamo a vedere, a proposito di guerre, avvenire, la tregua finta, scrive oggi il quotidiano, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. La vittima è un soldato serbo, feriti anche 2 spagnoli, solito scambio di accuse tra i due fronti. E poi vediamo benzina, lo sconto resterà. Più blocchi alle frontiere, il governo accelera sui migranti, Giorgetti, il taglio accise sarà prorogato, niente voucher da 100 euro, il governo interverrà ancora sul prezzo dei carburanti ma con un decreto ministeriale del MEF, con un meccanismo delle accise mobili. Rispetto alla flessibilità concessa dall'Unione Europea, Giorgetti avverte non si può sbagliare. E arriva poi anche il primo sì al DDL per il ritorno al nucleare, come abbiamo visto. Sul fronte immigrazione invece il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge che integra le norme italiane in vista dell'imminente entrata in vigore del piano UE sull'asilo, irrigidendo le procedure di frontiera per l'esame delle domande dei migranti. Vediamo il Sole 24 Ore. Invece, a proposito di questa notizia che riguarda i carburanti, nuovo taglio delle accise, entro domani l'ultimo decreto coperto con l'extra gettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. Ma intanto, come dicevamo, in generale il governo pensa al nucleare. E poi vediamo ancora La Stampa, c'è questa storia, morire di antiscienza, condannata, una madre è stata condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Qui vediamo appunto Rita Bernini, morta a 60 anni per un tumore, e la figlia Elena Bottaro, morta di leucemia linfoblastica acuta a soli 18 anni. Tutte e due le donne hanno perso la vita. Credere ai santoni, la vera malattia incurabile. C'è chi sceglie di non seguire la medicina e la scienza e di farsi curare da delle persone senza scrupoli. Vediamo ancora Libero, si parla di politica, si parla di rinnovamento in casa Lega, la rivoluzione Lega, scrive Libero. Zaia scende in campo, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Il segretario, appunto dopo l'addio traumatico a Vannacci, sta cercando di riorganizzare il partito con un pericolo serio, appunto rappresentato dall'ex generale che oggi ha fondato il suo movimento che continua a grattare e a togliere deputati agli altri partiti, un movimento quindi in crescita futuro nazionale. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco. Ripartiamo dagli aggiornamenti del nostro sito, poi ritorneremo naturalmente sui fatti siciliani. Bentornati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Prima di ritornare alla lettura dei quotidiani, adesso vediamo qualche aggiornamento dal nostro sito siciliaweb.it, dove in questo momento c'è la collega Simona Mazzone. Vediamo l'apertura in home page, il titolo principale: schianto tra moto e monopattino, muore un 25enne, l'incidente è avvenuto a Giardini Naxos. Un 25enne moldavo è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via Vittorio Emanuele a Giardini Naxos. L'uomo era a bordo di una moto che, secondo una prima ipotesi investigativa da confermare, si sarebbe scontrata con un monopattino. Indagano i carabinieri della compagnia di Taormina. Quindi in primo piano la cronaca, ma ci sono tante altre notizie di queste ore. Giovanissimi armati per dominare la piazza dello
dello spaccio. Andiamo a vedere anche questa. Si imponevano sui gruppi rivali nel siracusano. La polizia dalle prime ore di questa mattina ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tutti residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Qui c'è anche il video con questi giovani che si facevano ritrarre con dei Kalashnikov in mano. Sono accusati di ricettazione e introduzione di materiale illecito all'interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il gruppo, spiega la procura di Siracusa, si è evidenziato per la commissione, anche con la minaccia delle armi, di gravi violenze perpetrate nei confronti di gruppi rivali e per lo spaccio di droga nel territorio avolese. Questa un'altra notizia, e poi vediamo ancora due notizie sempre di queste ore. In auto con 13 kg di cocaina diretti a Catania sono stati fermati, e poi un'operazione della Guardia di Finanza. Fondi pubblici per aumentarsi gli stipendi, scattano i sequestri. Naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti su queste notizie nel corso dei nostri telegiornali più tardi. Intanto torniamo alla lettura dei quotidiani, ripartiamo da Repubblica Palermo, dove troviamo in apertura ancora lo scandalo CEFPAS, 8 indagati, nuova bufera sul centrodestra, nel mirino dei PM incarichi e appalti nell'ente nisseno. Chiesto l'arresto di Gallo Afflitto di Forza Italia. Il deputato diceva: Schifani mi ha dato carta bianca, coinvolto anche il fratello del cardinale Reina. Le inchieste senza fine, ora è travolta anche Forza Italia, un nuovo scandalo che mina e fa traballare ancora una volta il governo regionale, soprattutto il governatore Schifani, ovviamente attaccato dalle opposizioni dopo quest'ennesimo caso, questo della CEFPAS. Vediamo nel taglio centrale invece l'evento che sta coinvolgendo la città di Palermo e le aree limitrofe. Paparazzi, star e disagi, la Palermo di Dua Lipa, che ha scelto appunto Palermo per il suo mega matrimonio che durerà diversi giorni. La cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner ieri mattina li vediamo a Villa Igea. La galla farà un regalo che resterà alla nostra città. E poi la cronaca, Altavilla, il PM chiede 30 anni per Barreca. Allora andiamo a vedere proprio questa notizia. Atrocità ad Altavilla, per Barreca chiesti 30 anni di carcere, pena ridotta per infermità mentale all'uomo accusato della morte violenta di moglie e figli, ergastolo invece per la coppia di complici Massimo Carandente e Sabrina Fina. Sarebbero stati loro, per gli inquirenti, a convincere Barreca appunto a fare questi riti contro Satana, insomma, per scacciare il demonio da questa villetta degli orrori, ma purtroppo durante questi riti sono morte la moglie di Barreca e i 2 figli maschi. Sulla stessa pagina vediamo fermati 2 giovani accusati di tentato omicidio alla discoteca di Taormina. Individuati grazie alle telecamere, avrebbero cercato di falciare dei ragazzi. Notizia che troviamo in primo piano sulla Gazzetta del Sud. La notte brava di Taormina, ci sono 2 arresti, individuati un 24enne e un 25enne, entrambi di Messina. Lo stop del sindaco De Luca alla discoteca. Restiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, e allora vediamo appunto lo scandalo CEFPAS, clientelismo all'ente regionale, indagato anche un deputato all'ARS, Riccardo Gallo Afflitto, era considerato il dominus appunto di questo ente, ma ci sono anche altre 12 persone sotto inchiesta. Vediamo
Nel taglio basso, Messina, il rebus della nuova giunta dopo la riconferma alle amministrative del sindaco Basile. Basile prende tempo per trovare i non facili equilibri in vista delle prossime nomine, intanto incontra gli ex candidati Russo e Valvieri. E poi Messina, il processo stralcio, i falsi test negativi durante il Covid, 7 condanne e 4 assoluzioni. La vicenda emersa nell'ambito di un'indagine della polizia su un giro di droga. Andiamo all'interno per vedere appunto questa parentopoli, ente regionale CEFPAS, 12 indagati tra clientelismo e parentopoli. La procura di Caltanissetta alza il velo sulla gestione, chieste 8 misure cautelari, sotto inchiesta anche il parlamentare all'Ars di Forza Italia, Riccardo Gallo, afflitto, considerato il dominus politico. Da 3 anni i poliziotti della Mobile indagavano sulla presunta rete di potere e relazioni attorno a questo centro di formazione. E poi sotto i riflettori anche il pressing per trasferire la moglie del deputato. Gli inquirenti hanno ricostruito rapporti maturati nell'ambito di un patto scellerato, e qua vediamo appunto il deputato che è finito al centro dell'inchiesta, deputato agrigentino Gallo, afflitto. Ancora restiamo sulla Gazzetta del Sud, perché questo è un altro scandalo che mette in difficoltà il governatore Schifani. Allora vediamo: inchieste, rotture politiche, si allunga l'ombra su Forza Italia. L'ultima indagine rischia di mettere fuori gioco il deputato appunto Riccardo Gallo, afflitto, ma il partito deve fare i conti con le fibrillazioni interne sfociate ieri nello strappo del parlamentare messinese all'Ars Alessandro De Leo. 3 mesi fa il deputato azzurro Michele Mancuso è stato arrestato su ordine della procura di Caltanissetta. E poi vediamo il punto di Barbagallo del PD, la regione gestita come un comitato d'affari. Questo è il commento del segretario Dem in Sicilia. Le denunce della CGIL, CEFPAS ora affidato a un commissario, e poi il Movimento 5 Stelle, Schifani si dimetta. Queste le posizioni o meglio la posizione unitaria delle opposizioni. Vediamo il Giornale di Sicilia, che apre proprio con questa parentopoli del CEFPAS, assunzioni e consulenze pilotate, il deputato Gallo afflitto tra i 12 indagati. E poi Forza Italia, tante spine giudiziarie. Anche qui vediamo Altavilla, chiesti 30 anni per Barreca, per i PM il muratore è semi-infermo, per i 2 predicatori invece la richiesta è l'ergastolo. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di oggi. CEFPAS, riflettori sulla parentopoli, PM chiedono l'arresto di Gallo, e poi scandali, ballottaggi e fughe, il governo Schifani ad un bivio. Anche qui vediamo questa archiviazione, stragi, Berlusconi e Dell'Utri archiviati, lo sfogo di Marina Berlusconi che chiede insomma una responsabilità per i magistrati che sbagliano. Un tema sempre attuale e sempre anche molto divisivo per quanto riguarda la politica. Vediamo invece qualcosa di più leggero. Dua Lipa Palermo, scrive appunto la Sicilia, città blindata per la festa di nozze della cantante. Poi nel taglio basso si parla della mala movida, a Taormina 2 fermi per la notte folle, ma non solo Taormina, anche Marzamemi, teatro di scontri tra giovani, risse e feriti, il sindaco duro, alcol a minori, chiudo i locali. Vediamo Vediamo intanto la prima pagina di Palermo e provincia, quali sono le notizie in primo piano. La situazione di Mondello, cercasi cabina disperatamente, l'attesa del popolo di Mondello. La mail di Italo-Belga, lavori iniziati in ritardo ma apriremo. Italo-Belga che appunto gestirà ancora
per questa stagione il litorale palermitano dopo il pronunciamento del CGA. E poi la richiesta servizi di pulizia in tutte le borgate, la nota a RAP e Reset. Vediamo la strage di Altavilla, chiesto l'ergastolo per i complici Fina e Carandente. E poi sempre per la cronaca, morto al Policlinico, effettuata l'autopsia, indagato un 25enne. Il figlio di Gioacchino Perna, di 86 anni, nella denuncia parla di ferite al volto e al labbro. I carabinieri avrebbero sequestrato un bicchiere e un telecomando. In camera con il paziente morto era ricoverato anche un paziente cinese di 25 anni che nel frattempo sarebbe stato dimesso e che adesso è sotto indagine per questa morte di quest'uomo anziano. Vediamo la pagina invece di Catania e provincia. Intanto si parla di case, di alloggi popolari, Librino, 64 case a rischio per la scadenza della PNRR. Il Sunia, dateci delle certezze, lavori in corso appunto nel quartiere catanese. Poi a Catania, aeroporto, rivoluzione, viabilità, corsie riservate e controlli H24 della polizia locale per ottimizzare i flussi nello scalo Etneo. Nel taglio basso si torna a parlare di questi spari avvenuti nella notte a Catania tra le vie Belfiore e Barcellona. La lite e lo sparo in aria a scopo intimidatorio. Vediamo poi la notizia che oggi troviamo su tutti i quotidiani, soprattutto quelli regionali. Palermo blindata per Dua Lipa, controlli e misure di sicurezza per la vacanza siciliana della cantante e del neomarito Callum Turner. Qui vediamo alcuni scatti anche di questo mega yacht lungo 90 metri e battente bandiera delle isole Marshall, che è stato affittato dalla coppia per questi giorni di grande festa per appunto suggellare questa unione e questo matrimonio. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, la rassegna stampa vi aspetta domani mattina.